And the winner is Roberto Tola! Roberto Tola. E tremano le gambe, perché ti assicuro che è una situazione molto emozionante, peraltro dovuta anche al fatto che gli Hollywood Music Awards assieme ai Grammy Awards sono i contest più importanti al mondo per quanto riguarda il riconoscimento di diciamo così, abilità artistiche, compositive, eccetera, eccetera. Quanto è importante inseguire sempre quelle che sono le passioni, i sogni, perché diciamo che io Roberto Tola l'ho intervistato e l'ho sentito tanti anni fa, però c'era già quel fuoco che ardeva, no? Quando sono venuto a casa tua, insomma, mi hai fatto vedere quelli che erano i progetti che poi si sono realizzati. Esattamente 8 anni fa, sei stato praticamente la prima TV che mi ha intervistato in quell'occasione perché avevo appena pubblicato l'album di debutto, Being Green. Da lì in poi è iniziato un percorso, io sono all'8° anno ormai da solista, dopo aver lasciato l'Orchestra Jazz della Sardegna e sono arrivato già al 5° album, quindi sono abbastanza prolifico in questo senso. Devo dire che quello che mi ha spinto è proprio, come dici tu, il sogno, la passione. Non è sempre facile perché tanti hanno i sogni, però bisogna essere anche diligenti nel studiare, nell'impegnarsi e perseverare. Poi una frase bella che mi disse un uomo, un signore che io ritengo un mio secondo papà, che mi aveva detto questa frase: chi si considera ha poco, se invece ti confronti hai molto. Quindi questo di andare a un contest così, partecipare, non era la prima volta che ci tentavo, ve lo devo dire, e questa volta ho fatto centro. Roberto, nel prossimo futuro sappiamo che ci sono oltre alla realizzazione sicuramente di altri album, dei contest che farai insieme a dei grandi artisti in America e anche in Italia. Sì, continuerò comunque a partecipare in questi concorsi quando ho materiale nuovo che penso abbia i requisiti per poter gareggiare, perché ci partecipano compositori e musicisti da tutto il mondo di alto livello. Come progetti personali, ora un tour negli Stati Uniti per il prossimo anno. Questo viaggio è servito anche tantissimo per quello, perché dopo la vittoria sono successe tutta una serie di cose e ho dovuto cambiare tutti i miei piani. Io volevo visitare gli Universal Studios, volevo approfittarne un po', visto che sei a Hollywood, invece ho dovuto compiacere anche però produttori, promotori, insomma persone importanti dello spettacolo americano. Complimenti Roberto, dai, adesso ti lasciamo perché chiaramente il jet lag la farà da padrone almeno per le prossime 24 ore. Alla prossima, perché no? Perché questo è solo l'inizio di quello che noi riteniamo tu meriti per la tua vocazione e per la tua passione. Non è un traguardo, questo che vuoi dire, è proprio il principio di qualcosa, è un cambiamento. E spero che questo cambiamento mi porti finalmente a calcare degli stage, dei palchi importanti dove posso continuare a fare la mia musica. È un grande stimolo per me.